Buonasera a tutti, abbiamo un'altra puntata di Piazza Mercato, quest'oggi dedicata tutta interamente ad uno scrittore. Il nostro ospite ha a suo attivo circa 30 pubblicazioni. È uno scrittore molto particolare. È l'autore della Bibbia tradotta in napoletano. Oltretutto è stato anche autore di sceneggiate napoletane. È con noi il Cavaliere Carmine Cesarano, più noto con il nome di Nino Cesarano. Perché sei diventato scrittore? Come ti sei trovato a diventare scrittore? E soprattutto qual è la tua storia di vita? Perché sono nato in uno dei quartieri più popolari di Nola, via Contorsino, dove pullulavano persone che ruotavano intorno alla festa dei Gigli. Questo comportava un continuo via vai presso il maestro napolitano per le canzoni dei Gigli. E allora c'era un continuo andiriviere di poeti, cantanti e musicisti. E io abitavo proprio lì dove stava il maestro e attingevo continuamente queste composizioni, questi lavori per la festa dei Gigli. Poi il mio quartiere faceva capo all'Azione Cattolica di San Biagio, dove c'era un teatrino. In questo teatrino si organizzavano le famose recite ed io fortunatamente avevo questa passione per interpretare, per recitare e man mano incominciavamo a mettere su i lavori di Antonio Petito, dopo poi gli atti unici di De Filippo, Edoardo e Peppino e poi passammo anche a lavori più impegnativi, questi fantasmi, Napoli milionario. Una sera mi trovai a Napoli, a via Caracciolo, dove il mattino organizzava la settimana motonautica. E in quell'occasione ebbi la fortuna di ascoltare la livella di Totò. All'indomani comprai subito il primo libro, La livella. Dopodiché mi appassionai sempre di più a questa lingua. Di che anni stiamo parlando? Parlo degli anni 60. Ah, quindi siamo già negli anni 60. Sì, negli anni 60 dove incominciai a raccogliere, a comprare la collana Bideri da Pironti a Via Foria e ogni mese lui pubblicava un personaggio, un autore napoletano, quindi Russo, Ciurazzo, Ruocco e chiaramente allargai la mia conoscenza per la lingua napoletana. La passione per lo scrivere, per la verità, l'ho sempre avuto sin dall'infanzia. Sì, ma c'è stato un attimo della tua vita che hai detto caspita, io sono uno scrittore, penso che ci sia stato, no? Cioè è un qualcosa che poi ha determinato le tue scelte future. Sì, nel 1974, dopo la morte di mia madre, mi venne da scrivere il primo poemetto, dal titolo La quadriglia da morto. E poi man mano incominciarono a susseguirsi, quindi scrissi Acquarello paesano, poi mi dedicai i primi libri alla festa dei Gigli, come dicevo. Quindi scusami, da quello che è stato un inizio quasi poetico,
Poi dopo ti sei occupato di una condizione storiografica, anche se diciamo limitata al tuo territorio, perché ti sei occupato dei Gigli di Nola. Certo, perché appassionato, devoto di San Paolino, scrissi la vita di San Paolino. A seguire poi la vita di San Felice, nostro patrono. Dopodiché scrissi una poca storia che voleva raccontare quella che era la storia, però in un modo così pratico, senza troppo quella pesantezza di cui dopo la lettura delle prime pagine il lettore si stanca. Un napoletano molto scorrevole, quindi attuale. Dopodiché scrissi i pensieri, una passeggiata per la mia città. E già negli anni 70 vedevo che la città aveva avuto una trasformazione e quindi poi man mano incominciai a partecipare a varie rassegne e concorsi di poesie e mi avventurai in lavori più impegnativi. Vedi scrivere la Bibbia in napoletano, i Tre Conti, che è una sorta di Divina Commedia, ed ebbi la gioia di consegnarla nelle mani del Santo Padre Giovanni Paolo proprio la copia della Bibbia. Scusami se ti interrompo, hai detto una cosa che ha colpito la mia fantasia, che hai scritto una sorta di Divina Commedia in napoletano, perché hai detto i Tre Conti. Suppongo che i Tre Conti siano inferno, purgatorio e paradiso. Esatto, proprio questo. Il primo capitolo, O Patto Coriavala, quindi questo avventurarmi nel mondo dell'aldilà a contatto con questo demonio, il quale io gli chiedo di visitare e lui mi porta in questo fuoco eterno dove però ci sono tanti forni e i forni sono graduati. A seconda dei peccati così si viene arrostito la fiamma viene erogata. E quindi mi faccio questo giro per l'inverno, dopodiché io voglio andare via. Penso, facendo una battuta, come dire, un po' cattiva, questi forni oggi attualmente saranno praticamente al massimo per tutto questo. Dico certamente sì. Allora io voglio, dopo la visita di questo inferno, voglio lasciare. E il diavolo dice no, non mi sta bene, perché tu hai visto troppe cose e devi rimanere, scegliti il forno, però rimani qui con me. Io dico, allora tu sei come sempre un demonio, sei cattivo, sei perverso, nonostante che abbiamo stipulato un patto, tu non lo vuoi mantenere. Fortunatamente poi mi sveglio e quindi rientro nelle mie vesti umane. Ho capito. Vabbè, Nel purgatorio è un incontro con Catone. Catone è il moralista. E quindi Catone mi porta a visitare questi spazi, come si suol dire, questa immensità, senza colori. Però perché senza colori? Perché all'inizio non è niente colorato. Beh, insomma, è il grigiore dell'anima. Il grigiore dell'anima. Poi man mano invece l'anima si incomincia a colorare, fino a che diventa di un colore bellissimo, risplendente e può accedere nel paradiso. Nel paradiso, a luce eterna, incontro il nostro San Pietro, il quale mi porta a fare questo giro per il paradiso e io immagino il paradiso come tante aiuole. Noi ricordiamo quando eravamo ragazzi, andavamo a fare le gite, lunedì in Albissa, no? Andavamo a Pascona. E allora, bello, su quell'erba. E io immagino tanti giardini dove le anime trovano la loro... dove si possa godere della pace. Della pace. Vabbè, scusami se ti ho interrotto, però insomma mi sembrava doveroso. E poi, cioè, insomma,
ripeto, ha colpito tantissimo quella che è la mia fantasia. Poi, ritornando a quello che erano i miei scritti, poiché io ho dedicato molto alla canzone dei Gigli, misi insieme tutta questa produzione a Giù scritta per te, tutte le mie canzoni raccolte in un volume. E bontà sua, la prefazione a questo libro mi fu regalata da Roberto De Simone. No, è stupendo. Sì, signore. E ci sono alcuni brani che sono stati incisi dal duo Macumba. Sì, le sorelle Furgie, no? Le sorelle, bravo. Questo però nel 1977. Poi da Antonio Siani, Marilena Mirra, non ultima da Marcello Colasurdo, che mi regalò una sua interpretazione in la storia della festa dei Gigli. E che noi veramente, Marcello insieme a Fiorillo fece questa magnifica interpretazione. Dopo questo lavoro poi mi sono di nuovo ributtato a scrivere su quello che prevalentemente è la mia formazione di fede cristiana. E quindi ho scritto Parlando con Gesù, un dialogo continuo con il Signore, Braccia alla Madonna, e poi Quando nascette Ninna, visitando tutti i luoghi dove è stata la Sacra Famiglia, e quindi rispolverando tutti i personaggi dell'epoca. Adesso voglio farti una domanda un po' particolare. Quando tu scrivi, cosa sono dei flussi emozionali? Sei lì che senti questo bisogno unico di voler scrivere, talmente forte che ti porta anche a scrivere in maniera già chiara, hai già una visione lucida di quello che stai scrivendo? Allora, io prevalentemente scrivo di notte, dormo pochissimo e avverto questo spirito, questa musa che mi spinge, però è una forza interiore, la mano non si ferma, continuamente la notte sono capace tutta una nottata di alzarmi e di mettermi a letto, mi alzo, mi metto, finché poi finalmente spossato riesco a trovare pace, però butto le quartine così come mi vengono, diciamo, suggerite da questa forza che io senti interiormente. È quello che si prova dentro, è l'emozione che si prova dentro. E penso che una persona come te, per scrivere, alle tue spalle abbiamo un'infinità di pubblicazioni che hai fatto, penso che saranno, cioè non lo so, saranno più di 20 libri, una trentina di libri. Cioè, penso che per scrivere 30 libri significa che sia tanto da dire e che si prova anche tanta emozione, non c'è niente da fare. E io voglio aggiungere che non è finita ancora, perché questa forza che mi viene continuamente mi spinge a portare sempre con me un taccuino e la penna. E questa è una cosa bellissima. Tanto è vero che mentre pure quando sto in macchina sento la necessità di scrivere, quindi mi devo fermare, altrimenti corro il rischio di investire, però per non perdere la quartina o quella idea che mi è venuta, mi fermo immediatamente e scrivo quello. Poi quando vado a casa incomincio a elaborare e continuamente mi confronto con gli altri poeti leggendo. Certo. Perché se si legge molto, allora riesci a immagazzinare tutta una dialettica, la forma della composizione, perché certamente oggi non scriviamo più con le rime, proprio deve essere proprio, non dico forzato, ma quando effettivamente, diciamo, alla napoletana ci azzecca
e allora va bene la rima, altrimenti andiamo con i versi sciolti, anche se io prevalentemente mi piace l'ottonario e l'endecasilliba. L'endecasilliba ti dà la possibilità di esprimere di più il concetto che tu vuoi esprimere. Sono d'accordo con te, anche perché, sai, quando si legge, solitamente nella lettura si ha a che fare con persone che sono di intelligenza superiore, sono un po' geni e sicuramente il leggere significa poi lasciare qualche traccia di questa genialità anche nel lettore. Avverto la necessità di leggere perché anche scrivere parlando con Gesù, dove ho tirato fuori i personaggi. Ora l'ultimo lavoro che andrò a presentare nel prossimo mese, o bene o male, ho rispolverato e quindi sono andato a leggere, a studiarmi gli arcangeli, perché o bene o male è la lotta tra il diavolo e l'acqua santa. Noi tutti, almeno io, gli arcangeli erano 3, che stanno sempre sulla bocca di tutti, Michele, Raffaele e Gabriele. Invece andando a studiare, io sono venuto a conoscenza che gli arcangeli sono 7 e quindi il Signore ha dato ad ognuno le doti per poterle poi portare nel mondo e io mi sto affidando da quando poi ho letto all'arcangelo Barichiel, il quale colui che ha avuto l'incarico dal Signore di assistere gli anziani. Poiché io mi ritengo già un anziano con i miei 80 anni, allora mi affido continuamente, oltre a San Michele Arcangelo, che è il principe, così mi affido a Barichiel. Però ti posso assicurare che anche il pubblico a casa non ti avrebbe dato mai 80 anni. Devo dire che te li porti proprio molto, ma molto, ma molto bene. Complimenti. Li porto, diciamo, bene perché io non ho mai fumato e sto lontano dall'alcol e quindi riesco a bere molto e probabilmente anche questo continuo lavaggio mi porta ad avere una pelle più fresca. E non dimostro 80 anni, però ci stanno tutti quanti con tutti gli acciacchi del Che differenza c'è, se c'è chiaramente, tra il cesarano uomo e il cesarano scrittore? Il cesarano umano veniva, come dicevo, da una famiglia numerosa, dove non è stato facile, perché poi vivevo in un ambiente cosiddetto i quartieri, quindi una buona parte scugnezze, così si viveva per la strada, però quella strada a me mi ha fatto formare. Quindi non c'è nessuna differenza tra il cesarano scrittore e il cesarano uomo? No, è uno solo. Tant'è vero che io, come dicevo, porto sempre con me un taccuino e la penna. E ho avuto anche la gioia di conoscere Mallozzo, Raffaele dei Novellis, Tolino, Salvatore Tolino, Edoardo De Biasi, cioè tutte persone che poi ci siamo confrontati a contatto con gli altri. Ho rubato il loro mestiere, la loro filosofia, il loro sapere. L'ho immagazzinato e poi con il tempo sono andato a riscoprire quello che io avevo rubato. Visto che più o meno adesso siamo in chiusura, ci vuoi anche presentare il tuo nuovo lavoro? Magari cogliamo l'occasione, lo porta la tua adorabile nipote che ci hai presentato e presenti anche lei al pubblico di Edoardo. Ecco qua, questa è la copertina del prossimo lavoro.
mia nipote Anna Chiara, una delle nipoti, che di solito mi accompagna nella presentazione dei libri, riesce anche a leggere speditamente il napoletano e mi regala pure lei qualche poesia nella lettura. Anna Chiara, cosa dici? Ti vuoi avventurare in una lettura? Allora prendi i 3 stelle, prendi le 3 stelle. Questo è 3 stelle, è il penultimo lavoro presentato. Tu dici canciazzic, mio signore, o vomera e o mare margellina, e nebbrega cantate re poeta, re cose ro passate ormai perdute, e caga tu volevo figlio mio. O bello è stato tutto sconquassato e l'uomo ci ha pensato solo al jam, scassando l'armonia e la natura. Non c'è rimasto niente a sto paese, o verde, o mare, l'acqua fresca, e a ruina che torna a primavera, e l'aria è diventata nera e o fumo. Assolutamente. Però segue un po' il nonno nelle presentazioni, mi aiuta, mi collabora nella stesura, insomma mi sta vicino. E questa è una cosa meravigliosa, soprattutto che i giovani siano accanto ai propri nonni. E quindi parlavo dell'ultimo libro, Bene o Male, dopodiché seguirà l'anno prossimo Pensando alla vita, una riflessione su quella che è la nostra vita reale, quindi pensando a vita, che cos'è questa nostra vita. Poi nell'insieme ci sono anche altri capitoli, pensando alla famiglia, tutto ciò che succede nelle famiglie, cominciando dal padre che abbandona i figli, la mamma che cerca i figli come si comportano nei confronti dei genitori, c'è il figlio sperperone, il figlio lavoratore. Poi c'è questo affetto tra fratelli e sorelle, non solo, ma sempre quando vivono in famiglia, ma dopo la famiglia, quando ognuno si sposa, non perdono quel rapporto intenso che avevano prima. Poi va pensando all'amore, tutti gli episodi che succedono all'amore, tra l'altro anche la gelosia. E in ultimo pensando alla via, in mezzo alla strada, tutti i personaggi che si avvicendano, incominciando dallo sfaccendato, dall'ombeghiere, da quello che si erge a cavaliere, che però non è nessuno. E questo è importante, proprio per dare certi segnali di vita per coloro che leggono. Va bene, grazie. Allora, innanzitutto, grazie ad Anna Chiara, grazie a te. Caro, come è da tradizione, qui in Piazza Mercato, in chiusura ci sono 2 minuti dedicati interamente alle persone da noi ospitate. Per cui puoi anche tranquillamente dire il cesarano pensiero al pubblico di Edoardo. Stai tranquillo, non c'è nessuna censura, quello che puoi dire tranquillamente. Amici che seguite Edoardo, io lo seguo da anni e dico che per me è molto istruttivo, anche se tante volte mi riporta col pensiero ai tempi belli, ai tempi della gioventù. Questo è uno dei compiti che io apprezzo di Edoardo. Attraverso Pino e Ecuba io ho avuto il piacere di riscoprire tantissime trasmissioni, così come anche altri servizi su Napoli e su quella che è la storia di Napoli. Continuate a seguire, perché solo così noi possiamo dare forza a chi tanto fa per Napoli. Grazie per essere stato con noi. Grazie per averci presentata la tua produzione letteraria e soprattutto grazie a voi per averci seguito e soprattutto per averci sopportato.
Grazie, buona serata. Buonasera a tutti. Grazie.